Roma, conclusa l'operazione RAD, Referral Action Day, di Europol, oscurati 2000 contenuti. In Europa si è conclusa l'operazione RAD, Referral Action Day Against Antisemitism, coordinata da Europol e dall'unità di riferimento per Internet dell'Unione Europea. L'iniziativa ha coinvolto le forze dell'ordine di 18 paesi e i principali fornitori di servizi online per rimuovere contenuti negazionisti e soprimatisti. La Polizia di Stato italiana ha partecipato con il Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. L'operazione ha mirato a rimuovere discorsi di odio, negazioni dell'Olocausto e glorificazioni della violenza contro la comunità ebraica, in risposta all'aumento di contenuti eversivi legati agli eventi del 7 ottobre e al contesto geopolitico. Sono stati segnalati circa 2000 contenuti legali, di cui 160 URL sono stati inseriti nella piattaforma Persi per la rimozione. Regno Unito, Starmer diventa premier. È tempo di ricostruire. Keir Starmer ha dichiarato che è tempo di un governo di servizio, mentre il Labour torna al potere nel Regno Unito dopo 14 anni di governi Tory. Con una schiacciante maggioranza di 412 seggi su 650, il Labour assume il controllo con un chiaro mandato per il cambiamento e il rinnovamento. Dopo il passaggio di consegne con Sunak, Starmer ha enfatizzato il ritorno della politica al servizio pubblico. La Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha conversato con Starmer per congratularsi e sottolineare l'importanza del partenariato strategico tra Italia e Regno Unito, evidenziando la necessità di continuare la cooperazione bilaterale e il coordinamento su temi globali. USA 2024. Biden liquida i timori e insiste: sono il più qualificato. Joe Biden ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, affermando di essere il più qualificato per la carica e sicuro di poter vincere. Durante un'intervista con ABC, Biden è apparso più sicuro rispetto al dibattito precedente con Donald Trump, ma le sue parole non hanno completamente rassicurato i democratici sui timori legati alla sua età e salute. Pur affermando di sottoporsi a controlli medici di routine e di essere in buona forma, Biden non si è impegnato a fare una valutazione medica indipendente. Ha ammesso che la sua pessima performance al dibattito è stata causata da stanchezza e raffreddore, ma ha anche causato Trump di mentire ripetutamente. Molti democratici, tuttavia, rimangono scettici riguardo alle sue rassicurazioni. Il riformista Pezeshkian sarà il nuovo presidente dell'Iran. Il deputato riformista ed ex ministro della sanità iraniano Masoud Pezeshkian ha vinto il ballottaggio delle 14esime elezioni presidenziali iraniane, diventando il nono leader della Repubblica Islamica. Pezeshkian ha ottenuto 16.384.000 voti, contro i 13.538.000 del suo rivale ultraconservatore Said Jalili. Circa 30,5 milioni di elettori, pari al 49,8% degli aventi diritto, hanno partecipato al voto. Nel suo discorso di vittoria, Pezeshkian ha dichiarato l'intenzione di tendere la mano dell'amicizia a tutti e ha sottolineato la necessità della collaborazione di tutti per il progresso dell'Iran. Ha ringraziato i suoi sostenitori per il loro amore e aiuto nel paese.